Una realtà attiva e variegata fatta di oltre 330 aziende, più di tre quarti delle quali artigiane, con un'importante presenza anche in provincia di Nuoro, con 96 attività aperte. È il comparto dell'industria tessile, della moda e degli accessori in Sardegna, per il quale sono appena stati messi a correre 5 milioni di euro a fondo perduto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Anche le imprese sarde possono dunque approfittare dell'opportunità di rilancio del settore che vuole favorire progetti innovativi, soprattutto attraverso l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, programmi informatici e licenze software, oltre alla creazione e all'utilizzo di tessuti derivanti anche da fonti rinnovabili e dal riciclo di materiali usati. Il contributo servirà anche a supportare la formazione dei lavoratori e gli investimenti delle imprese nel design e nella tutela dei brevetti. I dati del settore moda in Sardegna sono stati analizzati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, con un dossier basato sui dati Istat 2020 dal titolo Imprese e Artigianato della moda in Sardegna. Un percorso giusto, quello scelto dal Mise per il potenziamento del settore, secondo la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, ma è urgente far crescere le imprese, serve il sostegno di Stato e Regione. E le imprese del settore moda sono ancora in attesa dell'altro intervento da parte del Mise, quello sul credito d'imposta al 30% per tamponare i danni delle giacenze in magazzino aumentate a causa dell'emergenza Covid. La piattaforma Mise per richiedere il contributo è già attiva da ieri. Il sostegno sarà concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili, che dovranno essere complessivamente tra i 50 e i 200.000 euro.